ha imparato a servirsi del mare, a rendere più efficiente il proprio corpo, a viaggiare nell'aria con sconcertante velocità. Per ognuna di queste realizzazioni e di migliaia d'altre ha dovuto piegare la materia alla sua volontà, foggiandola in forme a lui utili. L'artista moderno si compiace in astrazioni che rappresentano la sua idea sulla bellezza. Partendo talvolta da astrazioni simili, il tecnico realizza un'idea che è la sua interpretazione dell'utilità. Entrambi, sia lo scultore che il tecnico, chiedono l'aiuto del fonditore, che darà forma concreta ai loro progetti. Ogni operazione di fonderia industriale ha inizio con un disegno, da cui si deve ricavare un modello. I modelli sono fatti di strati di legno le cui fibre si incrociano e questo permette loro di durare senza deformarsi. Qualche volta a mano, qualche volta a macchina, il modello è portato alle esatte dimensioni volute dal progettista. Infine viene verniciato perché risulti più liscio e anche perché la vernice proteggerà il legno durante le successive fasi di lavorazione. Qui entra in gioco l'esperienza del bravo fonditore. Il modello chiuso in una staffa viene ricoperto di sabbia. La sabbia, chiamata terra d'inferno, deve avere ben determinate consistenze che le permettano di rimanere compatta finché è necessario e potersi rompere al momento opportuno. Prima la sabbia fine, poi quella più grossa che serve soltanto per il riempimento. Poiché il modello è sul fondo e la sabbia lo deve avvolgere tutto, le staffe vengono rovesciate. I tubi che si vedono piantati nella sabbia servono a praticare dei fori. In uno verrà versato il metallo fuso, dagli altri risaliranno i gas e il metallo eccedente. Tolti i tubi rimangono i fori che scendono fino al modello. Ora si solleva la staffa superiore per togliere il modello. Esso lascia un'impronta di sé che, riempita del metallo fuso, darà il pezzo richiesto. Quanto al modello, accuratamente pulito, viene riposto in magazzino e servirà molte altre volte. Qui il lavoro raggiunge il suo vertice. Qui, dove la lunga esperienza di coloro che hanno studiato il progetto e fabbricato il modello si sposa con la lunga esperienza dell'uomo che comanda il forno. Impressionante e meraviglioso questo forno elettrico. Lo si riempie di rotami e ne esce metallo della precisa qualità occorrente per ogni pezzo da fondere. L'epoca in cui gli uomini si rompevano la schiena per caricare a mano i forni è lontana.
Oggi questo massacrante lavoro viene compiuto da macchine complesse. L'uomo si limita a dirigerne la forza. Questa è la fonderia moderna, ma i suoi principi sono vecchi di secoli. Moderne le massicce macchine, antica l'arte. Nella fonderia artistica, invece, l'uomo è ancora il solo artefice. Michelangelo e Cellini, se tornassero, troverebbero che poco è mutato dai loro tempi e dai loro sistemi, a parte il genere di scultura, e si sentirebbero in ambiente familiare, con il fiato sospeso quando il metallo viene colato nella forma. Nella fonderia industriale, malgrado le imponenti realizzazioni tecniche, il metodo sostanzialmente non è mutato. Il metallo cola nelle forme in modo da non raffreddarsi in alcun punto più presto che in altri. Sale alla superficie e sfoga i gas nell'aria. Così è stato per secoli e così è ancora oggi. La macchina ci ha spinti un bel tratto innanzi, ma l'idea rimane qual era. Qui tutti i lavori precedenti danno il loro risultato, giungono alla conclusione. La sabbia che ha conservato esattamente la forma dello stampo non interessa più. La fusione del pezzo è compiuta. Il metallo risalito attraverso i fori della staffa non era previsto nel disegno originale e si deve eliminarlo. Basterà un colpo ben assestato. In ultimo, una tempesta di graniglia metallica elimina ogni residuo di sabbia e di asperità. Poi il pezzo va ad unirsi alle migliaia d'altri che l'hanno preceduto. Sebbene ognuno d'essi sia uscito da una sua forma, sono tutti identici, riproduzioni di un unico modello. Ognuno di noi, chiunque sia e dovunque si trovi, in ogni ora della sua vita, tocca o adopera qualche oggetto nato dal fuoco, dalla sabbia e dal metallo fuso. Queste sono apparentemente materie inerti, ma l'intelligenza umana è riuscita a plasmarli in forme diverse, che a volte sono fantasiose astrazioni, pura armonia di linee. Ma assai più spesso servono a noi in ogni ora della nostra vita e rendono più facile la condizione umana.